L'unica preoccupazione che abbiamo, senza diffondere inquietudine nei cittadini, è capire dopo 2 anni e mezzo di isolamento se questi hanno una variante tutta loro, visti i dati delle mortalità e diciamo, degli infetti, più di 1 milione di infetti al giorno, però stiamo parlando anche di una popolazione rilevante, oppure siamo in linea con quello che è Omicron e le sue varianti. Anche il Veneto si mobilita per stendere un cordone sanitario che funga da argine ad una possibile nuova ondata di coronavirus. La Direzione Prevenzione della Regione ha trasmesso alle aziende sanitarie venete l'ordinanza del Ministero della Salute che disciplina gli ingressi in Italia dalla Cina. Noi da subito avremo i punti tampone negli aeroporti. Spero che l'Europa decida di creare un cordone sanitario, perché se è pur vero che siamo in una fase endemica del virus, dall'altra parte è altrettanto vero che il confronto con questi nuovi infetti avviene per una comunità che è quella cinese, che di fatto è isolata da 2 anni e mezzo, dove i vaccini cinesi non hanno funzionato come i nostri vaccini, ma soprattutto ricordiamocelo, dove l'immunità di gregge non si è mai raggiunta. Quell'immunità di gregge che noi abbiamo in virtù delle vaccinazioni, delle infezioni, in Cina non c'è. Venezia rappresenta uno degli scali aeroportuali più trafficati d'Italia, nel quale però gli arrivi dalla Cina non avvengono attraverso voli diretti, ma tramite scalo in altri aeroporti. Dovremmo attivare o a livello europeo una risposta in tal senso, in cui comunque gli aeroporti che hanno voli diretti poi controllano i passeggeri che poi si reimbarcano, oppure su tutto il territorio nazionale verificare che le persone che scendano non siano provenienti dalla Cina anche con un volo indiretto. L'elenco dei passeggeri provenienti dalla Cina sarà fornito all'azienda sanitaria direttamente dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero, già in contatto con tutti i vettori aerei. I passeggeri avranno l'obbligo di effettuare il test antigenico o molecolare e in caso di esito positivo, oltre al sequenziamento, sarà anche obbligatorio l'isolamento fiduciario.